Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 96 4192 348 01 17 609. Le Fiamme Gialle di Reggio Calabria hanno arrestato un giovane catanese proveniente da Milano che trasportava oltre mezzo chilo di cocaina purissima. I militari cinofili erano guidati dall'inaffabile fiuto del cane antidroga Meshin e in collaborazione con gli agenti della polizia ferroviaria hanno proceduto al controllo di AR, appena diciottenne, che viaggiava a bordo di un treno in transito a Villa San Giovanni. Sotto i cuscini del vano cabinaletto è stato trovato un borsone con all'interno la cocaina. Valutare l'ipotesi del commissariamento della sanità calabrese con il governo nazionale, questa è la linea indicata ieri dal neogovernatore Peppe Scopelliti. A detta dello stesso presidente, alcune ASL continuano ad assumere e a fare bandi e questo non può essere consentito. Scopelliti, che ha rinnovato l'invito ai direttori ASP di dimettersi, oggi è a Roma per parlare con il ministro Matteoli delle grandi opere che interessano la regione. Era un'idea che abbiamo lanciato, può essere una strada. È chiaro che se io chiederò il commissariamento otterremo il commissariamento. Va valutato, poi prenderemo una decisione insieme al Ministro, insieme al Presidente Berlusconi. Una fiaccolata per sensibilizzare l'opinione pubblica riguardo alla sclerosi laterale amiotrofica si è svolta nel fine settimana a Reggio Calabria con un messaggio chiaro al governatore. Scopelliti con la sanità fa in fretta perché la SLA non aspetta. Molti cittadini che hanno partecipato su Corso Garibaldi per chiedere meno burocrazia per avere riconosciuti i benefici della legge 104. Tante anche le persone affette da questa malattia che hanno preso parte al corteo e che hanno deciso di essere curate al sud. Si è svolta ieri sul lungomare Falcomatà di Reggio Calabria la spettacolare sfilata conclusiva della 3 giorni prevista dal 20° raduno dell'Associazione Nazionale dei Carabinieri. La città ha salutato le Fiamme d'Argento, hanno partecipato alla sfilata circa 30.000 carabinieri in servizio e in congedo. Gli appartenenti alle 1.325 sezioni dell'Associazione Nazionale Carabinieri sparse sul territorio nazionale e delle 24 sezioni estere. Hanno assistito migliaia di persone, tra cui il comandante generale dell'Arma Leonardo Gallitelli, i prefetti di Reggio e Messina e il neopresidente della Regione Calabria. Il nuovo svincolo di San Leo, inaugurato ieri da Scopelliti nella doppia veste di sindaco e governatore, è uno snodo strategico per l'area sud del territorio reggino. L'opera agevolerà il transito sulla tangenziale e si inserisce in un più ampio progetto. Lo stesso governatore poi ha inaugurato anche la sede della Scuola regionale dello sport nella frazione Gallina di Reggio Calabria. Il presidente regionale del CONI Mimmo Praticò ha preso in consegna dal neogovernatore della regione gli ex locali della facoltà di agraria dell'Università Mediterranea. L'archivio del Centro Jazz Calabria è stato danneggiato ieri pomeriggio a Cosenza da un incendio. Le fiamme, che sono divampate nel circolo culturale, hanno distrutto l'intera biblioteca, contenente anche libri di inestimabile valore, alcuni addirittura del Settecento, e l'archivio musicale. A provocare il rogo sarebbe stato un cortocircuito. Intorno alle 15:30 nel locale c'era il presidente del centro, Francesco Stezzi, che ha fatto appena in tempo a scappare fuori e avvertire i soccorritori. Sono tornati i gazebo informativi contro l'Alzheimer, malattia che in Italia colpisce circa 450.000 persone. La Confartigianato di Crotone, con le strutture anziani e Ancos, ha partecipato all'iniziativa allestendo i gazebo per la terza campagna Senza ricordo hai futuro, non permettere all'Alzheimer di cancellare il tuo domani. L'appuntamento è stato in Piazza della Resistenza sabato 17 aprile, con possibilità per tutti gli interessati di ricevere informazioni e fare i mental test. Si è svolto sabato scorso sul Corso Garibaldi di Reggio Calabria il flash mob, movimenti di massa. Si è trattato di un semplice frozen, le persone sono rimaste immobili per 3 minuti al primo segnale, al secondo invece ognuno ha ripreso la propria attività. Intanto la città si prepara per la Corrireggio, l'appuntamento è fissato il 25 aprile con la gara podistica in collaborazione con il comitato provinciale FIDAL, sdoppiata in competizione e corsa a passo libero. Questa sera va di scena il quarto derby nella storia della Serie B tra Regina e Crotone. I precedenti sono in favore degli Amaranto, che hanno vinto già 2 volte, mentre all'andata di questa stagione è finita 1-1 all'uscita con reti di Pagano e Mazzarani. Intanto ieri si è giocato il 31esimo turno di Lega Pro. Il Cosenza in prima divisione ha pareggiato a reti bianche in casa della Ternana e vede i play-off sempre più lontani. In seconda importante successo del Catanzaro, che batte 2-0 il Gela grazie ai centri di Mosciaro su rigore e Longoni, ed ora è a 2 punti dalla capolista Juve Stabia. Vince anche la Vibonese, che regola il Cassino con un gol di Pirrone.